Le puntine del mondo, servizio gratuito alla difesa del camperista sprovveduto. Beh no, e dopo più che altro mi piace ripetere di continuo che ho ragione. Cioè, è proprio una roba che ho dentro da sempre. Guarda qua i regolatori di carica. Allora, stiamo caricando praticamente a neanche 1 ampere, quindi non alimenti neanche una striscia LED. Le batterie sono già 12,5. In questi giorni, avendo il Mac in assistenza, perché come sai purtroppo mi è caduto il caffè sopra la tastiera, non ho utilizzato il computer, quindi non ho neanche mai acceso l'inverter, ok? Il frigo va sempre a gas, la stufa è a gas, chiaramente ha un motorino a 12 volt che serve a far girare il liquido nei termi. Quindi prova a immaginare ora cosa dovremmo rispondere a quelli che insistono con sto cacchio di frigo a compressore. Ti proietto già la storiella. Facciamo finta che io sia un full timer che non lavora con il computer dal camper, che è un enorme dispendio di energia, è veramente un enorme dispendio di energia il computer, dopo dipende da che computer, ok? Però tipo i computer che ho io assorbono un sacco di energia perché sono computer da lavoro. Però non avendolo in questo periodo immedesimiamoci, è giusto dire sì? Io mi immedesimo, sì, quella roba là, in un personaggio che vive in camper ma non lavora col computer come avevamo detto. Ok, già se continuiamo così io tra 3 giorni non dico che sarò a zero di batteria, ma avrò le batterie troppo basse. Per troppo basse significa che le danneggi, no? Dopo vai a buttarle via. Attenzione, cosa importantissima, stiamo parlando di un camper, tra parentesi un altro camper è il secondo, quindi non è che uno può dire mai problemi all'impianto elettrico o cose del genere, no, impianto elettrico rifatto nuovo e in ogni caso 4 batterie AGM scarica lenta, le Deep Cycle da 100 A l'una, ok? In più 850 watt di pannelli. Mi avrei sentito dire 500 miliardi di volte sto ragionamento, che puoi avere anche 4000 kW di pannelli, ma se non c'è sole non c'è sole, voglio dire, cioè di notte avere 20 centrali fotovoltaiche non porta a nulla. No, non è vero che caricano anche con la luna. O meglio, sì, ti danno il segnale di carica, ma non ti portano corrente, è diversa la storia. Cosa succede? Io ora dovrei spostarmi per far lavorare l'alternatore, ma altra complicazione, io su questo camper non so perché ho deciso di mettere il frigo trivalente in automatico. Cosa significa? Quando io accendo il motore va a utilizzare l'alternatore del camper, quindi ho visto che anche facendo viaggetti tra virgolette lunghi tipo i 100-150 km l'alternatore non mi carica un cacchio perché tutto sta andando nel frigo. Vero anche che io ho uno stile di guida molto tranquillo e a bassi giri, quindi ovvio che l'alternatore attacca pochissimo, ok? Però cambio mano perché pesa la fotocamera, cioè non è che uno può permettersi 40 euro al giorno di gasolio per andare via a tavoletta e per ricaricare le batterie, hai capito? Chiaramente io accenderò il generatore o stasera o domani, questo è ovvio. Sì, difatti ho il treppiede, perché non usarlo? Non tutti hanno il generatore, quasi nessuno ha il generatore, ma soprattutto il generatore integrato. Insomma, adesso sta piovendo, sono in una zona residenziale, tra virgolette, sono davanti a degli, come si dice, delle case estive, quindi non le abita nessuno. Se accendo il generatore io non è un problema, però mettiti in una zona del genere, tipo una Jesolo, comunque una città turistica, con un generatore esterno in mezzo alla strada, acceso così, cioè capirai che a parte che la prima pattuglia che passa si ferma e ti dicono oh ma che è sta roba. Quindi nel nostro camperista modello togliamo anche l'opzione del generatore, ma il punto è, quando insistono a dire oltre al frigo a compressore, che per me è già una follia, tranne d'estate o tranne per chi lo usa per i weekend o per vacanze, che si attacca alla rete del campeggio eccetera, allora lì ovvio non c'è paragone, cioè 1000 volte voterò il frigo a compressore, ok? Ma quando poi si insiste con piastre a induzione, ma siamo folli, boiler dell'acqua calda elettrici, cioè pazzesco. Cosa facciamo, una doccia alla settimana? Cioè io la doccia la faccio tutti i giorni, non so gli altri. Aggiungiamoci anche la macchinetta del caffè elettrica e il tostapane a sto punto. No, Italia, scherzi a parte, mi dispiace vedere la gente prendere inculate e essere triste perché si è rovinata le vacanze o le uscite con la famiglia o comunque un qualcosa che lui si programmava da tempo, no? Allora, per ovviare a questi problemi, innanzitutto camper con frigo a compressore, tutte quelle cose lì, scordateli, a meno che
appunto non sei uno che viaggia molto, quindi si sposta molto, lavora molto di alternatore, ok? E poi è tua usanza andare nelle aree sosta, la maggior parte sono a pagamento, questo per avere la colonnina della corrente, perché non ci sono solo i campeggi con la colonnina della corrente, ci sono anche le aree sosta camper con la colonnina, no? Allora lì va benissimo, cioè non farti il minimo problema, cioè non montarti neanche i pannelli, che ti servono i pannelli, sono soldi buttati, fidati. Per questo tipo di vita, di utilizzo del camper, i pannelli e un'abbondanza di batterie, fidati, sono soldi buttati. Ok? Io mi sto riferendo sempre e comunque a chi vive in camper e non è miliardario, che quindi non deve spostarsi di continuo tutti i giorni. Quella intendo i comuni mortali, insomma, quelli che hanno uno stipendio normale. Io non so perché c'è sta idea del full timer che è tutti i giorni in movimento, cioè quelli sono i ricconi che possono permetterselo, non sono i full timer, è un'altra storia. Cioè prova a immaginare anche a te, a parte che un camper consuma, non dico il doppio di una macchina, però beh, oddio, sì. Sì, consuma anche più del doppio una macchina, perché ci sono macchine che fanno 30 con 1 litro e ci sono camper che non ti fanno 10 con 1 litro, quindi sì, il camper consuma già il doppio di una macchina. Prova a immaginare tu tutti i giorni spostarti, viaggiare con una roba che fa 10 con 1 litro. Bisogna essere come minimo figli di papà per fare ste robe. Siccome so che figli di papà nel mio canale ce ne sono pochi, ti sto dando le istruzioni per poter sopravvivere, non tanto alla vita in camper, che quello è proprio l'esempio estremo, ma alle lunghe libere, che è un po' quello che sogna la gente, no? Cioè io mi metto lì col camper, non so, in una zona wild, così, e sto fermo una settimana o 2 settimane. Dove vuoi andare 2 settimane senza generatore, senza colonnina elettrica? Quando tu non hai il generatore e non hai la colonnina elettrica, perdonami se non ti cambio di continuo le inquadrature, so che servono a rimediare ai deficit dell'attenzione. Infatti se noti tutti gli youtuber fanno i zoom in, zoom out eccetera, però vabbè, noi seguiamo questo discorso, no? Che Singano ti sta spiegando come fare a sopravvivere senza generatore e senza colonnina elettrica. Ci vuole l'intelligenza, ok? Allora come facciamo a risolvere con l'intelligenza? L'intelligenza dice che se io voglio stare in libera, dei pannelli mi posso fidare poco, perlomeno qui in Veneto adesso hai visto stiamo caricando a 0,8, è già tanto 0,8, cioè se che oggi è una bella giornata, perché ci sono giornate di nuvole, pioggia e nebbia che tranquillo carichi a 0,1 o anche a 0, quindi i pannelli in questi periodi sono inesistenti. Poi gli stessi pannelli abbiamo visto caricano 50 ampere in altre giornate, ok? Però ricapitolando, pochissima fiducia dei pannelli, nel senso pochissimo affidamento dei pannelli. Certo è importante quello sì per iniziare bene o comunque prolungare il periodo di sosta, la quantità di batterie, perché sono una sorta di buffer, no? di forbice, no? Come si suol dire, in quanto tu se prima ti sei caricato tanto con l'alternatore o con i pannelli o con la presa di corrente di casa o di un'area sosta di un campeggio, quello che è, parti già con tot ampere di batterie disponibili, ok? Quindi anche se il pannello non carica niente, avere il doppio o il triplo delle batterie ti consente di stare il doppio o il triplo dei giorni, ok? Quindi già quella è una cosa molto importante. Poi una cosa che tiro sempre fuori di un mio vecchio titolare, anche se lui faceva l'esempio coi soldi, giustamente in Magnasky parla sempre sul che è quella. Ci sono due modi per avere i soldi, perché cos'è che interessa alla gente? Avere i soldi, ok? Almeno la gente intelligente, serve averli, non farli. Ok, e lui diceva appunto, per avere i soldi ci sono due modi: o li fai, li ricevi, o non li spendi, non li butti fuori. Chiamalo Mona, è uguale all'energia elettrica. Abbiamo parlato di come buttarla dentro, Singano insiste a spiegarti un altro poco la forza a come non buttarla fuori. Per questi tipi di attività del full timer, del lunghe libere eccetera, desmenteca il frigo a compressore. Nel periodo invernale in certi paesi, ovvio, non è che devo ripetere ogni volta le condizioni, no? A piastra induzione, a sa stare, se roba americani, riscaldamento o boiler dell'acqua elettrico, per carità di Dio. A sto punto ti dico, ok, allora aggiungi anche la macchinetta del caffè, il tostapane e l'aspirapolvere. Italia, spero di essere stato chiaro, perché tra raduni e tu che ci siamo incontrati o che magari ogni tanto mi scrivono, leggono i commenti eccetera, soprattutto quando si è a tu per tu, lì viene fuori la sincerità. E la sincerità cosa mi racconta? Mi racconta
conta che tantissima gente resta a piedi di batteria per colpa del Webasto, resta a piedi di batteria per colpa del frigo a compressore, ma se è normale, dipende da cosa vuoi fare. Chiaro che il Webasto non ti darà mai problemi se te... Oh, ti sto ripetendo il solito discorso la stessa volta, perché dopo so che tu ti attacchi, no? Qualcuno di tu dice no, ma Mimmo, e allora Singano ti ripete, dipende da come che ti muovi. Se ti muovi tutto il giorno, che te va su e su come a pe del ciccio, ovvio che le batterie sei sempre cariche e puoi permetterti il Webasto. Se te ne stai fermo 2-3 settimane in un posto, scordatelo il Webasto. Signori, alla Webasto per 3.000 euro ritirerò tutto quello che ho detto. Eccolo. Vai Sigari! Oops. Ha 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 ha!